Abbiamo argomento: il centro storico di Venezia è ormai sotto la soglia dei 55.000 abitanti, di fatto un vero e proprio esodo. Stamane manifestazione organizzata da diversi gruppi cittadini per richiamare l'attenzione sui problemi che causano lo spopolamento. Luca Colombo. L'ultimo doge lascia la città per la seconda volta. Una valigia enorme lo accompagna e dietro un ingorgo di bagagli. Stavolta non sono turisti, ma gli ultimi veneziani sulla via di un esilio che non vorrebbero definitivo. Uno dei pochi momenti che ricordo in 60 anni dove i veneziani fanno spostare i turisti dal passaggio. I ventenni di generazione 90 avevano invaso Rialto con i carrelli della spesa. Ora è Venexodus, togliamo il disturbo? L'idea l'hanno lanciata quelli di Venezia.com. Hanno coalizzato una quindicina di associazioni, tante anime, stesso appello: frenare lo spopolamento e lo snaturamento della città antica. Sopra i 100.000 abitanti nel 1960, dimezzati adesso. Servono case e negozi per i residenti. Siamo qui perché ormai è l'ultimo treno e quando si perde l'ultimo treno poi si torna a casa e mi sembra importante che Si lascia a casa invece. e qui si lascia a casa per sempre. In 20-30 anni Venezia, che è già diventata una Disneyland, si trasformerà in una Pompei, un cumulo di pietre bellissimo senza nessuna anima. Il corteo si infiamma sotto il municipio. Una delegazione viene ricevuta in comune. Dicono che ci stanno a sentire, però c'è un piano del turismo triennale già bello e pronto. Cercano la ribalta anche i promotori del referendum per la separazione da Mestre, il quinto. Così, sostengono, Venezia potrebbe chiedere lo statuto speciale. Non è mai troppo tardi per niente, Venezia se ha una sua specialità è proprio questo che chiede. E noi come amministrazione vorremmo tanto questo. Dobbiamo continuare ad abitare qua e avere la nostra famiglia qua e continuare a popolare Venezia, bisogna. A Treviso